Ecco, andate a vedere come ha dato la notizia il TG1 quella sera e come l'ho data io nel TG5, titoli compresi, che poi i titoli, come saprai, li fanno, almeno a livello nazionale, i direttori. L'indomani, polemiche infuocate su tutti i quotidiani nazionali, interrogazioni parlamentari, tutti a chiedere la testa di Mussolini. Perché? Perché il TG1 aveva inopportunamente fatto passare il messaggio che quasi Dell'Utri fosse stato assolto. E allora, se il TG5, diciamo, appartiene alla famiglia Berlusconi e dà le notizie nude e crude così come sono, allora, voglio dire, viva Dio, continua a conservare una sua autorevolezza. Perché poi, vedi, se in un servizio si parla sempre della stessa parte politica e non si dà la controreplica, la possibilità di dare la replica a chi viene invece coinvolto, allora stai facendo un servizio disonesto. Ma da noi, fino a prova contraria, se X parla di Y, noi tentiamo sempre di rintracciare Y e dire guardi che il signor X ha detto che lei è puntini puntini. Vuole replicare? Questa è l'elementare nozione del giornalismo. Poi lasciamo perdere su come vengono date il taglio a certe notizie o meno. Ma queste sono cose, magari Striscia la Notizia fa vedere più al TG4, ne so che l'oratore, se è D'Alema, magari applaude tutta la platea, sparisce l'applauso e montano qualcos'altro, ma queste sono cose che non appartengono, diciamo, alla grande famiglia del TG5, te lo posso assicurare. Un'ultima domanda prima della sigla. Sei contento del recupero alla 7, al TG di Enrico Mentana, che è stato il tuo secondo taglialavoro, diciamo, a Canale 5? Assolutamente d'accordo. Io ti devo confessare che in cuor mio speravo nella sottile e labile vocina che parlava di un rientro di Enrico Mentana a Mediaset. Io ci speravo fino all'ultimo perché resto un mentaniano di ferro, ma non tanto e non solo perché devo all'uomo, devo al direttore la mia assunzione al TG5, perché Enrico Mentana, l'ho già raccontato che in altre occasioni, mi assunse per telefono, una storia veramente straordinaria che forse meriterebbe un libro a parte. Non tanto e non solo per quello, ma quanto per il professionista. Enrico Mentana è il miglior direttore di telegiornali che esista in Italia. Lo dico perché lo so, con certezza, perché ne ho passati di direttori, ne conosco altri di colleghi, che Enrico Mentana, quando nel gennaio del 92 nacque il TG5, fu il primo che fece sparire dai titoli il linguaggio obsoleto e ingessato dei telegiornali delle istituzioni, cioè il TG1, il TG2 e il TG3. Quindi via il titolo, che so, di colore perturbazioni in arrivo. No, domani piove. Come ce lo diciamo io e te? Guarda, domani piove, Angelo. Nei titoli del TG1, perturbazione in arrivo dai Balcani. No, domani pioverà. Oppure, che so io, la racconto sempre, il TG1 ancora diceva a quell'epoca, nel suo linguaggio vecchio e obsoleto, oggi il Presidente della Repubblica ha fatto il suo ingresso. Mentre diceva, oggi è entrato. Perché parliamo così. Quindi lui ha introdotto un linguaggio che ha completamente spaginato, scompaginato quanto dopo anni e anni di televisione si era costruito, e il TG1 si è dovuto accodare, certo, ha dovuto rincorrere, quindi un grande maestro, io gli auguro tutto il bene di questo mondo e sono certo, già sta guadagnando qualcosa, ma sono certo che quando apparirà lui in video da settembre, perché condurrà il TG delle 20, rosiccherà qualche punticino anche a noi quella. Bene, si conclude così l'odierna puntata di Tema. Io ringrazio per essere stato ospite Carmelo Sardo. Grazie a voi. Grazie anche a voi, gentili telespettatori, per la cortese attenzione. Arrivederci ad una prossima puntata di Tema.